Ottava e conclusiva dal Savio di Cesena. Sono in 8 femmine di 3 anni al via, vincitrici di 10.000 euro nella carriera. Una prova che vede favorita con quota in salita il numero 1 di Carbonia. 1 Carbonia, 2 Sherry Griff, 3 Cora Pet, 4 Candy Regal Abi, 5 Celine LP, 6 Cindy Caraf, 7 Crowning Kronos, 8 Cinzia. Problemi per Candy Regal Abi che perde svariati metri e lascia lì ogni speranza. Si parte con la velocità da parte di Celine LP che cerca di scavalcare Cora Pet e Sherry Griff. Rientra Sherry Griff a Cora Pet, a largo Celine LP che insiste, prova a passare, cerca di difendere i birilli Sherry Griff. Dopo 200 metri di corsa, passati in 14,3, passa Celine LP all'avanguardia. Seconda rimane così Sherry Griff nei confronti di Cora Pet, quindi Carbonia che muove all'esterno dalla quinta posizione, lasciando quarta lungo i birilli Cinzia, quale precede Crowning Kronos alla retroguardia Cindy Caraf. 28,7 addirittura i primi 400 metri di Celine LP che come di consueto tira via a gran ritmo. 44,5 per i primi 600 e si viene al passaggio davanti alle tribune con Celine LP in vantaggio nei confronti di Sherry Griff. All'esterno Carbonia, lungo la corda Cora Pet, in pariglia esterna Crowning Kronos. 59,5 per il mezzo miglio di Celine LP che guida nei confronti di Sherry Griff, di Carbonia al largo, in pariglia Crowning Kronos. Terza la corda è sempre Cora Pet, poi ancora Cinzia e Cindy Caraf. Il chilometro in 1,14,7 cerca di riallungare Celine LP per mettere in difficoltà Carbonia che continua a battere vie proibitive. La dritta opposta passata in 14,5 da Celine LP che è in vantaggio nei confronti di Carbonia che cerca di scendere sui problemi di Sherry Griff. Numero poi 2, ancora Sherry Griff, Crowning Kronos, l'ultima curva passata in 15,2 da Celine LP che ha guadagnato margine di vantaggio, deve trottare gli ultimi 100 metri di corsa. Celine LP in vantaggio nei confronti di Carbonia e Crowning Kronos. Celine LP che la porta a casa nei confronti di Carbonia. Per il terzo Crowning Kronos che si deve adeguare di meccanica e viene portata in braccio da Roberto Vecchione. Il successo di Celine LP 1,14,3, il ragguaglio cronometrico Lorenzo Baldi che allena e guida per la scuderia San Vincenzo. Il successo della figlia di Oro Puro Bar